Splende il sole e le due squadre sono pronte a scendere in campo. A me non resta dunque che dirvi, amici sportivi, benvenuti e bentrovati al velodromo Paolo Borsellino di Palermo. Oggi si gioca il campionato Under 15 Elite regionale. Oggi si gioca Athletic Club Palermo Aurora Mazzara. Mentre le due squadre si dispongono a centrocampo, abbiamo il tempo di leggere gli uomini a disposizione per le due squadre. Cominciando dai padroni di casa, l'Athletic Club Palermo ha a disposizione con il numero 1 Adragna Nicolò, con il numero 2 Galante Roberto, con il numero 3 Brancato Marco, con il numero 4 Sciacchitano Mario, con il numero 5 Lavardera Massimo, con il numero 6 Montagliani Gabriele, con il numero 7 Somauro Adamo, con il numero 8 Curcuruto Daniele, con il numero 9 Martino Michele Pio, con il numero 10 Putano David, con il numero 11 D'Amico Mattia, con il numero 12 Curcuruto Salvatore, con il numero 13 Orlando Felice Mattia, con il 14 Montalto Simone, con il 15 Alaimo Ariele, con il numero 16 Cavallaro Francesco, con il numero 17 Filippone Daniele, con il 18 Tango Vincenzo e con il 19 Mansueto Gaetano. Per la squadra ospite invece troviamo con il numero 76 Agate Giuseppe, con il 66 Campo Gabriel, con il 6 Licausi Samuele, con il numero 8 Giacalone Flavio, con il numero 2 Barraco Vincenzo, con il numero 10 De Marco Samuele, con il numero 11 Buongiorno Salvatore, con il numero 7 Giacalone Daniele, con il numero 77 Campo Jacopo, con il numero 5 Maggio Vincenzo e con il numero 9 Gulotta Samuele. A disposizione col numero 1 Iemmali Youssef, col numero 4 Tumbiolo Leonardo, col numero 14 Mannone Vincenzo, col numero 23 Scavone Federico, col 17 Incalcaterra Antonino, con il numero 21 Schifano Alessandro, col numero 13 Asaro Davide e col 19 Bontempo Justin. Le due squadre si dispongono per battere il calcio d'inizio. Con le maglie nero-rosa l'Athletic nella parte sinistra del campo, con le maglie bianche invece l'Aurora Mazzara nella parte destra. Il primo tocco sarà dei padroni di casa, si aspetta il via solo del direttore di gara, che sistema il cronometro sul polso e dà ufficialmente il via al match. Può iniziare Athletic Club Palermo Aurora Mazzara, match valido per il campionato Under 15 regionale Elite. Nel frattempo subito un recupero da parte dell'Athletic che prova a scattare servendo il numero 7 Somauro. A recuperare il pallone era stato il numero 2 Galante. Passaggio però impreciso, termina in rimessa laterale, che va a recuperare il numero 6 Licausi, che va per battere. Aggancia il pallone il numero 10 dell'Athletic, non riesce però nel controllo, ci mette una pezza Brancato allontanando il pallone. Sarà nuovamente rimessa laterale per l'Aurora Mazzara. Rimessa battuta, intercettata di testa dall'Athletic, che adesso con Somauro può provare a ripartire. Scambio con il numero 2, poi ci metti una pezza la difesa dell'Aurora Mazzara che si guadagna la terza rimessa laterale nel giro di 1 minuto e mezzo. Lancio lungo da parte del numero 4 dell'Athletic, non riesce ad intercettare il pallone il compagno, ma altra palla in avanti. Tempo lotta sul pallone, poi palla che esce fuori, altra rimessa laterale per la squadra ospite. Va sempre Licausi a battere.
Poi palla lanciata lunga dal numero 5, intercetta la difesa dell'Athletic, ma attenzione, pallone in zona pericolosa, gestisce bene però la squadra di casa. Poi palla che termina fuori, rimessa battuta velocemente nel tentativo di prendere di sorpresa le linee difensive del Mazara. Curcuruto si affida alla corsia di sinistra, poi pallone che esce fuori, sarà rimessa laterale stavolta per l'Athletic. Una buona intensità in questi primi minuti di gioco da parte di entrambe le squadre. L'arbitro chiama il cambio rimessa. Sarà dunque rimessa laterale per l'Aurora Mazara. Pallone intercettato dall'Athletic che può provare a ripartire con un lancio lungo. Somauro ci arriva di testa, pallone che rimane lì e poi viene allontanato dalla difesa dell'Aurora Mazara, ma attenzione, ancora pallone in mezzo, palla che rimane in area. Palla ancora tra i piedi dell'Athletic che prova in qualche modo a rompere le righe, ci arriva Somauro che mette il pallone in mezzo, poi spizzata di testa, allontana la difesa del Mazara, ma attenzione, ancora pallone lì. Rimessa laterale per il Mazara, ma ancora Athletic che prova a pressare alto e recuperare il pallone, poi il Mazara allontana come può, palla che finisce tra i piedi di Adragna che si appoggia al compagno più prossimo. Palla recuperata dal Mazara, ma altissima la pressione dell'Athletic e lascia veramente poco respiro agli avversari. Pallone infatti che termina in rimessa laterale in favore dell'Athletic. Ferma un attimo il gioco l'arbitro. Messa laterale battuta da Galante, pallone lanciato lungo dall'Aurora Mazara, ci arriva prima la difesa, Montagliani si appoggia ad Adragna che poi a sua volta si appoggia alla corsia di sinistra, attenzione, pallone intercettato dal Mazara, dura poco però e poi ferma tutto il direttore di gara per un intervento falloso ai danni dell'Athletic. Si ripartirà dunque da una punizione in favore della squadra di casa. Mister invita a lanciare lungo, punizione che va però a sbattere contro una delle maglie bianche della squadra ospite, pallone recuperato in maniera pulita all'Athletic, poi qualche altro piccolo contrasto, riesce a recuperare l'Aurora Mazara che può provare a scattare sulla corsia di sinistra, poi ferma di nuovo tutto il direttore di gara per un intervento falloso ai danni del numero 8 Curcuruto. Attenzione, battuta lunga, ci arriva di testa l'Aurora Mazara, poi pallone che termina in rimessa laterale. Va Galante alla battuta che va per il lancio lungo per i compagni, ci arriva però la difesa dell'Aurora Mazara che allontana, pallone recuperato dal numero 6 dell'Athletic e poi allontanato
il più lontano possibile dalla difesa del Mazzara. Palla che finisce tranquillamente tra i piedi di Adragna, che si appoggia al compagno alla sinistra. Pallone sempre sulla corsia di sinistra, non riesce ad arrivarci Putano. Intercetta il passaggio il numero 2 Galante, poi lotta per il possesso a centrocampo. Stavolta il fallo è ai danni dell'Aurora Mazzara, che batte subito, e poi il direttore di gara invita a ribattere la punizione, un po' troppa fretta secondo il suo avviso. Va a battere la punizione il numero 7 Giacalone. E lancia qualche sguardo di intesa ai compagni, poi indietreggia per prendere la rincorsa. Pallone che va in mezzo, poi punta dritto alla porta, un po' troppo alto però, non inquadra lo specchio. Sarà dunque rimessa dal fondo per Adragna, che si appoggia su Galante, sulla Vardera, scusate. Palla adesso tra i piedi di Galante, che va per il lancio lungo verso il numero 9. Ci prova a mettere una pezza alla difesa, ci riesce. Si ripartirà da una rimessa dal fondo. Barraco va a recuperare il pallone per Agate. Si prepara a battere la rimessa dal fondo, si appoggia al compagno alla sua destra, presta molto alto l'Athletic, vuole lasciare veramente poco spazio agli avversari, asfissiandoli con un pressing molto alto. Nel frattempo si ripartirà da una punizione in favore dell'Aurora Mazzara, intervento falloso da parte della squadra di casa. Lancio lungo, pallone che però viene intercettato inizialmente dalla difesa dell'Athletic, poi tiro da fuori area che non trova lo specchio della porta, però grande rischio per la squadra di casa. Pallone battuto. Poi lancio verso Somauro, pallone che termina di rimessa laterale subito battuta, palla che va tra i piedi di Martino, che poi prova a servire Somauro, pallone che termina fuori, sarà rimessa laterale sempre per l'Athletic, va Galante a recuperare il pallone, che va poi a battere, lotta sul pallone Somauro, che si guadagna il calcio d'angolo. Invece no, inizialmente il direttore di gara sembrava avesse indicato la bandierina, invece si ripartirà da una rimessa dal fondo in favore dell'Aurora Mazzara. Lancio lungo della squadra ospite, poi contrasto duro ma regolare, secondo il direttore di gara, che lascia correre. Poi ferma tutto, che il giocatore non si rialza. Si riparte da una rimessa laterale in favore dell'Aurora Mazzara. Continua a pressare molto alto l'Athletic. Poi il lancio lungo del Mazzara. Ci arriva il numero 77 che prova a farsi spazio per servire in mezzo ai compagni. Lotta Galante sul pallone, riesce a recuperarlo. Però attenzione, ancora il numero 77 del Mazzara Campo. Palla che termina tra i piedi del numero 7 che prova a servire il compagno. Evidente posizione di fuorigioco, però l'arbitro non esita neanche un istante a fischiare.
Si riparte da una punizione dunque per l'Athletic. Nel frattempo il cronometro dice 12 minuti di gioco, ancora 0-0 il risultato al velodromo Paolo Borsellino tra Athletic Club Palermo e Aurora Mazzara. Match che finora, nonostante non ci siano stati gol, ha dimostrato sicuramente parecchia intensità. Nel frattempo ancora Campo che prova a affondare sulla corsia di sinistra, pallone che finisce in mezzo, ci arriva prima la difesa dell'Athletic che allontana e può provare a ripartire sulla corsia di destra. Lancio lungo dalle parti di Somauro che non riesce però ad agganciare il pallone. Si ripartirà da una rimessa laterale in favore dell'Aurora Mazzara. Rimessa laterale battuta, c'è sempre Somauro però a lottare sul pallone, poi lancio ad allontanare il pallone dalla propria area. Subito l'Athletic si riprende il pallone, finisce tra i piedi di Galante che poi serve il compagno sulla corsia di sinistra. Va per il lancio Sciacchitano, poi palla che viene allontanata fuori. Si ripartirà da una rimessa laterale in favore della squadra di casa. Altra palla che termina fuori. Stavolta però la rimessa laterale in favore dell'Aurora Mazzara. Pressa molto alto l'Athletic che riesce a recuperare un interessantissimo pallone. Poi però la difesa del Mazzara ci mette una pezza e va da Agate per ripartire. Non perde tempo però a recuperare il pallone l'Athletic che subito si ripropone in avanti. Scambio tra il numero 8 e il numero 4, poi pallone che prova a imbucare in mezzo, viene allontanato dalla difesa del Mazzara che adesso può scattare sulla corsia di sinistra con Campo che salta un uomo, non riesce a saltare il secondo. Poi altro recupero pulito da parte del Mazzara secondo il direttore di gara. Stavolta però Montagliani ci mette una pezza. Intervento falloso del numero 9 Martino. Si ripartirà da una punizione in favore dell'Aurora Mazzara. Va per battere Barraco che poi invece si allontana e lascia il pallone a De Marco. Batte De Marco lungo a cercare i compagni in area. Pallone che rimane ancora lì, poi riesce a recuperare l'Athletic che può lanciare lungo, ma palla che termina serenamente tra i piedi di Agate che però forse con un po' troppa fretta va per battere, va per allontanare e regala una rimessa laterale, poi intervento falloso del numero 9 Martino che regala la punizione all'Aurora Mazzara. Rimessa laterale battuta dall'Aurora Mazzara, ma subito recupera il pallone l'Athletic. Occhio però che intercetta la squadra ospite e costringe Adragna ad uscire in tuffo e ad afferrare il pallone tra le sue braccia. Palla tra i piedi di Galante. Spizza di testa Somauro, poi pallone che termina in rimessa laterale, stavolta in favore dell'Athletic.
Palla ancora tra i piedi della squadra ospite. Campo scambia con i compagni, che però vanno a scontrarsi tra di loro, permettendo il recupero del pallone all'Athletic, che però un po' troppa fretta di lanciare in avanti per i compagni. Montagliani concede la rimessa laterale all'Aurora Mazzara. Nel tempo Galante lotta sul pallone. Altro lancio lungo, intercettato stavolta, buona lettura da parte del numero 10 dell'Aurora Mazzara, che intercetta un lancio che poteva rivelarsi pericolosissimo. Rimessa laterale per l'Athletic. Palla tra i piedi della squadra ospite. Rimessa laterale battuta. Nel frattempo il mister dell'Athletic invita i suoi a essere più celeri nelle battute delle rimesse laterali. Nel frattempo il numero 9 dei Nero Rosa va a terra, tutto regolare per il direttore di gara, si riprende. Galante aggancia il pallone, va per servire i compagni, palla che però viene recuperata dall'Aurora Mazzara, che può ripartire sempre sulla corsia di sinistra. Tentato il filtrante, palla che però finisce facilmente tra i piedi di Adragna, che con tutta la calma del mondo si china per raccogliere il pallone e poi si appoggia al compagno alla sinistra. Altro lancio lungo. Lotta sul pallone Somauro, ma non riesce ad agganciarlo a dovere, però attenzione ancora pallone lì. Va il numero 11 D'Amico a mettere il pallone in mezzo. Rimessa laterale in zona molto avanzata per l'Athletic. Il mister nel frattempo continua a dare istruzioni ai suoi. Si prepara la squadra nero-rosa a battere la rimessa laterale. Pallone in volo in questo momento, che viene scortato fuori dall'Aurora Mazzara, che può ripartire da una tranquilla rimessa dal fondo. Si fa vedere sempre avanti l'Athletic. Nel frattempo palla che viene agganciata dal solito numero 77, ma Galante ancora una volta riesce a leggere bene. Palla che però è nuovamente in avanti in favore dell'Aurora Mazzara. Ancora un altro intervento pulito da parte della difesa dell'Athletic. Pallone che rotola in rimessa laterale. Rimessa laterale battuta, Basso Mauro che svetta di testa. Poi rimane a terra il numero 4 Sciacchitano, che si guadagna una punizione per la sua squadra. A batterla va il numero 5 Lavardera, che invita tutti i compagni a salire. Punizione battuta lunga che va a finire in aria, poi tentato il tiro e sbloccata la partita.
L'Athletic Club Palermo va subito in vantaggio. 21esimo minuto di gioco. Athletic Club Palermo avanti. Si riprende dunque dal risultato di 1-0 al velodromo Paolo Borsellino. Sblocca il match l'Athletic che si porta in vantaggio. Ora reazione di orgoglio da parte degli avversari che mettono l'acceleratore e vogliono subito rimettere in parità la questione. Pallone che termina in mezzo, poi tiro allontanato, ma attenzione, palla che rimane lì. Altro tiro murato dalla difesa dell'Athletic, che a sua volta ha la carica di chi ne vuole fare un altro. E altro lancio lungo, forse troppo lungo stavolta. Termina in rimessa laterale. Pallone tra i piedi dell'Aurora Mazzara, poi fermato il numero 8 e vola il primo cartellino giallo del match. Forse una misura preventiva da parte dell'arbitro per ristabilire la tranquillità in campo. Sembrava effettivamente un po' eccessivo il provvedimento. In ogni caso si ripartirà da una punizione in favore dell'Aurora Mazzara. L'Athletic monta in barriera 2 persone. Pallone troppo alto, però non inquadra lo specchio della porta e non riesce ad arrivare verso i compagni. Si riparte dunque da una rimessa dal fondo per Adragna, che va a recuperare con tutta la tranquillità del mondo il pallone. Lancio lungo di Adragna, intercetta l'Aurora Mazzara. Palla tra i piedi di Campo, che prova a farsi strada. Poi pallone che viene recuperato dalla difesa dell'Athletic, che può provare a ripartire. Altro pallone recuperato interessante. Altra punizione in favore dell'Aurora Mazzara, che viene subito battuta, poi l'arbitro chiaramente invita a ribattere, in quanto nel momento della battuta stava discutendo con uno dei giocatori dell'Athletic. Si prepara alla battuta della punizione l'Aurora Mazzara, che aspetta il via del direttore di gara, che arriva in questo momento. Pallone che va in mezzo, attenzione, rimane lì la palla,
poi viene cercata di allontanare in qualche modo dall'Athletic. Attimo di brividi, ma attenzione, ancora un altro pallone interessante per l'Aurora Mazzara, allontanato il più possibile dall'Athletic. Che ha vissuto qualche secondo di brivido nella propria area. L'Aurora va per la rimessa laterale, se ne guadagna subito un'altra. Ferma il gioco il direttore di gara. Va a parlare con Campo, che sembra avere accusato una piccola botta in testa. Va per il lancio lungo l'Athletic, pallone che però termina fuori. Si riparte da una rimessa laterale in favore dell'Aurora Mazzara. Altra rimessa laterale battuta. Adesso l'Aurora Mazzara chiaramente sta cercando di usare tutte le energie a sua disposizione per rimettere in parità la partita, in modo tale da poter chiudere il primo tempo ristabilendo la situazione di parità. Nel frattempo si riparte da un'altra rimessa laterale in favore dell'Aurora Mazzara. Palla tra i piedi di Campo, che serve in mezzo ai compagni, che provano a spizzare di testa. Non riescono però ad inquadrare lo specchio della porta. Altro brivido per l'Athletic. Punizione battuta, rimessa dal fondo, scusate, battuta. Nonostante il vantaggio, chiaramente l'Athletic non rinuncia al suo pressing molto alto, che infastidisce ogni singola manovra della squadra ospite. Nel frattempo riesce ad agganciare il pallone Somauro. Ferma tutto il direttore di gara per un intervento in ritardo, a suo avviso, di Sciacchitano. Battuta corta, la punizione del Mazzara. Pallone che va a sbattere su una maglia nero-rosa, che poi riesce a recuperare il pallone. Rimane a terra uno dei giocatori dell'Athletic, sembra essere il numero 10 Putano, però il gioco prosegue nel frattempo. Palla tra i piedi di Campo, che prova a farsi strada, poi tenta il tiro, salvato sulla linea, sembrava dentro. Il direttore di gara però conferma che non è gol, rimane nel frattempo ancora a terra Putano. E finalmente il direttore di gara decide di fermare il gioco. Un attimo di disattenzione dell'arbitro, che non si era accorto del fatto che Putano fosse rimasto a terra. Di fatto l'Athletic ha giocato per un minuto buono in 10 uomini. Si rialza il numero 10 dell'Athletic, un po' zoppicante, ritorna nella sua posizione. Ci auguriamo non sia nulla di particolarmente grave. Nel frattempo si riparte da una punizione per l'Aurora Mazzara, intercettata di testa la difesa dell'Athletic, con Somauro che prova a lottare sul pallone, poi palla che
finisce nuovamente tra i piedi della squadra ospite. Altro lancio lungo ad allontanare la difesa di nero-rosa. Tempo ancora pallone tra i piedi del Mazzara, che tenta la palombella a cercare i compagni in mezzo, poi ferma tutto il direttore di gara. Si ferma tutto, il direttore di gara si sente male. Gioco in pausa. Un bellissimo momento di fair play dove entrambe le panchine sono andate a dare una mano al direttore di gara e per un attimo gli animi sugli spalti si sono stemperati, è partito anche un applauso. Veramente un bellissimo momento di sport. Tempo lanciato lungo il pallone. Si riparte da una rimessa laterale. Altra rimessa laterale per l'Aurora Mazzara. Lancio lungo dell'Athletic a cercare e trovare il numero 8 che si trova tu per tu con il portiere, ma riesce a metterci una pezzagate tuffandosi. Grande occasione per l'Athletic. Lotta ancora alto e recupera il pallone Sciacchitano che poi prova a servire. Putano che riesce ad arrivare sul pallone e a rimetterlo in mezzo. Ancora pallone lì e poi rovesciata che vale il raddoppio dell'Atletico. Un gol incredibile segnato dal numero 9 Martino in rovesciata. Incredibile, raddoppia l'Atletico e chiude nel migliore dei modi il primo tempo, scusate. Si riparte con il risultato di 2-0 al velodromo Paolo Borsellino. Grandissimo spettacolo in questo primo tempo. Adesso, a proposito di primo tempo, sono finiti i minuti regolamentari. Adesso staremo a vedere quanti saranno i minuti di recupero dati dall'arbitro. Palla tra i piedi dell'Athletic che opta per un altro lancio lungo, legge bene però la difesa del Mazzara, che opta a sua volta per un altro lancio lungo, che viene poi allontanato dal numero 6 Montagliani che ci mette una pezza. Palla ancora tra i piedi di Campo che si appoggia alle retrovie. Pressa alto, quasi riesce a recuperare il pallone Putano. Aggancia stavolta il pallone Lavardera. Palla ancora tra i piedi dell'Aurora Mazzara che si appoggia al solito Campo sulla corsia di sinistra. Poi scambia con il numero 6 che può provare a servire i compagni in mezzo e si guadagna un calcio d'angolo.
Si aspetta il via del direttore di gara per la battuta del calcio d'angolo, via che arriva adesso, angolo battuto corto verso campo che poi serve i compagni in mezzo che riescono a spizzare di testa ma non inquadrare la porta, ma attenzione ancora pallone lì. 10.000 maglie nero-rosa sopra quel pallone, nel frattempo rimane a terra uno dei giocatori dell'Aurora Mazzara, ma attenzione palla che arriva tra i piedi di campo e viene poi allontanata, duplice fischio da parte del direttore di gara, finisce così il primo tempo del match con il risultato di 2-0 in favore dell'Athletic. Pallone verso lo Bosco, grande sponda, occhio a Manno che entra in rigore, la ripropone dall'altro lato verso Canino, risposta di Grimaudo e prima occasione della partita. Non è faccia andare ad attaccare il Lo Bosco, ci prova, era salita bene la difesa dell'Accademia, sta per passare Lo Bosco, e intanto si ripropone sull'out di destra verso Canino che mette dentro, proprio per Lo Bosco che aveva trovato lo spazio e il tempo. Destro e Mancino, più una posizione per Lo Nigro, infatti parte lui a girare. Grimaudo sembrava esserci sulla traiettoria, forse addirittura levato le mani. Appena ancora una volta palla al piede il numero 4 in mezzo a 2, poi esagera e passa Manno, ancora a cercare Lo Bosco, Vincenzi, pallone profondo verso Lo Bosco che si coordina, la sblocca il Marsala, è tutto regolare, ha segnato Lo Bosco che per attitudine sembrava quello più dentro la partita, grandissima la palla in profondità, gioca più dunque a piede invertito il numero 10. Lo Bosco non è fuori gioco, lancio lungo verso Manno che va a lottare con Pulè, è passato Manno, tocco sotto e 2-0 Marsala, insorge il pubblico di casa, arrabbiatissimo Genna che prende il cartellino giallo, chiama lo schema Campanella, vediamo se va lui, infatti sì, è un tiro verso la porta, così pieno Manno, poi destro prende gli applausi a Ficarrotta, sinistro raso terra, il coccodrillo, Furnari e pulisce lì Luca Ficarrotta, 2-1, l'Accademia prova a rimettersi in partita. Poi si gira, Campanella lascia sempre qualche metro di troppo probabilmente, Canino, secondo palo, ottimo inserimento di Tarantino che mette dentro per Brasolin, grandissimo l'inserimento di Tarantino che tiene questo pallone, lo rimette dentro, Brasolin si inserisce e fa 3-1 per i Granata. Campanella però sbaglia, Vincenzo a servire Sferruzza, la posizione regolare, appoggio verso Brasolin, destro, occhio Sferruzza che se la stava andando a riprendere, ad allungare la maglia fra i due Granata, ancora Ficarrotta, ci riprova da calcio piazzato, a girare, palo pieno, ma che traiettoria, era uscita dal mancino del giocatore in maglia 10, l'ha toccata forse poi sul pallone riproposto in area di rigore, Furnari è imperfetto, Caboschi sale in area di rigore e mette dentro il gol del 3-2 dopo l'urlo strozzato in gola. Si salva dal cartellino e ci poteva stare. Qui Campanella verticale a Ficarrotta, occhio e può inventare il 10, grande palla per Idrizzu e qui si riscatta il capitano del Marsala che va col sinistro a girare sopra la barriera, Grimaudo però è attentissimo e l'aspettava lì. Lungo il lancio e arriva adesso il triplice fischio, il Marsala conquista 3 punti importantissimi nel derby con l'Accademia Trapani. Il Lascari Cefalù gioca una fetta di promozioni in eccellenza ospitando allo stadio Ilardo il Città di Villafranca che gravita in zona playoff e punta su questa partita per cercare di rosicchiare punti importanti alla capolista, ma qui prima ingenuità da parte della difesa, retropassaggio al portiere
il direttore di gara opta per una punizione a 2 all'interno dell'area di rigore e allora sul pallone si presenta Pippo Tiscione, traiettoria magica del centrocampista palermitano che batte il portiere avversario, trova il gol del 1-0, in questo caso battuto l'estremo difensore ospite che rimane fermo. Taranto non può nulla, ma all'8° minuto azione da palla inattiva e Città di Villafranca pareggia i conti con Rivainera dopo un batti e ribatti praticamente nell'area piccola. Nulla può man mano e allora dopo 8 minuti è già 1-1 allo stadio Ilardo di Lascari, con gli ospiti che recuperano subito. Al 17° minuto torna ad affacciarsi in avanti il Lascari Cefalù. Mocciolo ignora i compagni, va ad incrociare col destro, la palla si perde fuori. Poi alla mezz'ora calcio di punizione, esce male Taranto e Lascari Cefalù però non ne approfitta. La palla finisce fuori, minuto 38, calcio di punizione dall'altra parte per la squadra di Mister Comito. Ancora Fazio con una traiettoria perfida che per poco non si insacca. Poi nella ripresa, dopo 7 minuti, Arrigo commette questo fallo, il direttore di gara non ha dubbi, estrae il secondo cartellino giallo, espulsione per Arrigo. Città di Villafranca con l'uomo in meno per più di 40 minuti, allora il Lascari Cefalù prova ad accelerare, ad aumentare gli sforzi per riportarsi in vantaggio. Qui l'inserimento dalle retrovie di Tiscione col colpo di testa al minuto 58 che si perde fuori, ma al minuto 68 grande parata di Mammano sul colpo di testa, sui sviluppi di un altro angolo da parte di Rivainera. Tornano a farsi vedere gli ospiti che non mollano nonostante l'uomo in meno. Qui conclusione dalla distanza da parte di Laquidara, con la palla che esce di pochissimo. Mammano sembrava in traiettoria dall'altra parte. 3 minuti dopo, azione tambureggiante del Lascari Cefalù conclusa con il colpo di testa da parte di Pastorella che per poco non fa 2-1. Passano altri 7 minuti, minuto 83, ancora azione che parte dalla destra per il Lascari Cefalù. La sfera arriva dalle parti di Mocciolo che si gira, prova a calciare, colpisce solo l'esterno della rete, ma al minuto 89 con l'ennesima azione dall'auto di destra la palla arriva in area dove c'è, come di consueto, Danny Mocciaro che stavolta raddrizza la mira e segna forse il gol più importante della stagione per il Lascari Cefalù, che poco prima del 90° passa in vantaggio e dopo 5 minuti di recupero, dopo il triplice fischio, vince un'altra partita allo stadio Ilardo, battuto il Città di Villafranca 2-1 e vetta sempre più consolidata da Sportiside. Tutto, alla prossima! Bosco non riesce a controllare bene il pallone, poi spazza via il pallone, rimane ancora tra i piedi suoi. Bosco gioca da fuori area per lo Cicero, 1-0, subito TF, i primi 10 minuti di gioco, passa in vantaggio con un azione laterale per cercare Bosco, palla che rimane lì. Ancora TF Popolare, adesso attenzione a spina e sinistro e arriva il gol del numero 7 Spina, protegge col corpo per lo Cicero che prova ad andare via, palla per Bosco, buono 1-2, gioca benissimo qui il destro e arriva un altro gol di lo Cicero, doppietta per lui ed è 3-0. Cercare Fauci, attenzione perché adesso c'è la prateria praticamente davanti a sé. Bosco può andare via, Bosco a secondo c'è Fauci, in mezzo il pallone per Spina col destro, salvataggio sulla linea, Fauci ancora il sinistro, la palla arriva lì, Bosco, arriva il gol 4-0 della TF. Ha provato lo Sport Palermo qui a difendere la porta a le sue qualità, si vede che è molto superiore rispetto agli avversari oggi. Rimini, il passaggio lungo linea per Bosco che è in gioco, va via Bosco, c'è Fauci in mezzo, molto lento di difensore, Bosco 5-0, arriva la rete del numero 10, ancora sulla sinistra adesso Fauci mette in mezzo per Randazzo, c'è Spina, Randazzo, arriva il gol dell'appena entrato numero 17 Randazzo su un attimo assist di Fauci, la lunga di Cavallaro a cercare Randazzo, c'è Fauci accanto, Randazzo porta via il pallone, Randazzo per Fauci, Fauci controlla, Fauci 7-0, vedete il gol del capitano,
mette il pallone in mezzo con il sinistro per Randazzo che controlla, poi sinistro, altro gol di Randazzo che è entrato dalla panchina benissimo, cercare Fauci, c'è Randazzo sulla destra, Fauci, Randazzo controlla, può arrivare la tripletta, Randazzo, qui Velletari, il tiro troppo facile per lui, vuole provare a fare gol, ma arriva il gol dell'esterno sinistro che manda un bacio alla tribuna. Dalla battuta c'è Fauci che controlla giù col petto, prova a girarsi, Fauci entra, c'è invece Damiata e sono 10, un incubo oggi per lo Sport Palermo. Palla per Bagnato in anticipo, l'arbitro lascia giocare, attenzione perché può partire, adesso il contropiede riesce a passare bene, si va a saltare Mantioni, entra dentro l'area, in mezzo rientra, ottimo il destro ed arriva il gol dello Sport Palermo, ottimo, bello il gol soprattutto, ed è finita, finisce la partita. Le due squadre rientrano in campo e si è pronti per affrontare il secondo tempo di Athletic Club Palermo Aurora Mazzara. Il primo tempo si è chiuso con il risultato di 2-0 e ha visto sicuramente un Athletic Club molto importante nella prestazione, che ha pressato sin dal primo momento alto, infastidendo la manovra di costruzione avversaria e garantendosi poi un raddoppio veramente spettacolare con un gol in rovesciata alla chiusura del primo tempo. Certamente adesso l'Aurora Mazzara, che è un avversario di assoluto valore, vorrà scendere in campo con l'obiettivo di ristabilire la parità del match. Non sarà facile per entrambe le squadre sia mantenere il risultato che sovvertirlo, visto che da entrambe le parti si trovano due compagini molto attrezzate. Nel frattempo le due squadre si dispongono a centrocampo, si aspetta solo il direttore di gara che fa il check di rito alle reti delle due porte. Quasi tutto pronto per l'avvio del secondo tempo, l'arbitro imposta il cronometro e dà un'occhiata alla zona delle panchine. Probabilmente ha chiesto a uno dei due assistenti di mettersi un indumento di colore differente rispetto ai ragazzi in campo. Nel frattempo si può dare ufficialmente il via al secondo tempo di Athletic Club Palermo Aurora Mazzara, match valido per il campionato Under 15. Nel frattempo subito Putano si fa vedere là davanti, viene chiuso in maniera molto pulita dalla difesa dell'Aurora Mazzara, ma ancora pallone tra i piedi dell'Athletic. Un match che sicuramente ha regalato spettacolo nel primo tempo.
frattempo Aurora Mazzara che prova con l'inserimento, esce Adragna e aggancia il pallone tra le sue braccia. Dopodiché lancia lungo verso i compagni in profondità. Pallone ancora tra i piedi dell'Athletic, che opta per un altro lancio lungo dalle parti del numero 9. Ricordiamo che proprio il numero 9 Martino si è rivelato protagonista del gol del 2-0 effettuato in rovesciata, che ha preso di sorpresa il portiere, che non è riuscito ad allontanare il pallone dallo specchio della propria porta, facendosi scavalcare. Nel frattempo si ripartirà da una punizione in favore dell'Aurora Mazzara. Pallone lanciato lungo. Rimessa laterale battuta. Altro pallone intercettato e lanciato lungo. Poi Agate afferra e serve il compagno alla sinistra. Ancora palla tra i piedi dell'Aurora Mazzara, che opta per il lancio in aria a cercare il compagno. Poi buona lettura da parte della difesa dell'Athletic, che allontana in rimessa laterale. Ma ecco che l'Aurora Mazzara inizia ad uscire gli artigli. Rimessa laterale battuta, ma altra buona lettura dalla difesa dell'Athletic, che può provare a ripartire. Qualche piccola protesta dalla panchina della squadra ospite, che voleva per sé la rimessa laterale. Il direttore di gara non è però dello stesso avviso. Va dunque alla battuta della rimessa laterale Brancato. Ancora Martino, che si appoggia a Putano, che lotta sul pallone e poi commette fallo. Ottima partita anche per il numero 10 dell'Athletic, che in questo momento si trova a colloquio con il direttore di gara, lui l'autore della prima rete del match. Palla che viene recuperata dalla difesa dell'Athletic, che forse un po' troppo frettolosamente allontana, concedendo la rimessa laterale agli ospiti. Rimessa laterale per l'Athletic battuta. Per allontanare il pallone il numero 66 Campo, omonimo del numero 77 che è Campo Jacopo, lui invece è Campo Gabriel. Arriva il cambio nel frattempo, primo cambio del match per l'Aurora Mazzara. Ad entrare è il numero 4 Tumbiolo Leonardo. Si riprende nel frattempo dalla rimessa laterale dell'Athletic. Altra rimessa laterale battuta da Campo.
Intercetta subito l'Athletic che lancia in avanti per favorire la ripartenza dei compagni. Si fa ancora vedere l'Aurora Mazzara però. Lancia a cercare i compagni in mezzo. Pallone che rimane lì. Costringe Adragna ad afferrare il pallone tra le sue braccia. Lancia lungo Adragna. Riesce ad intercettare Martino con un buono stop. Poi va a servire il numero 7. Pallone che esce fuori. Rimessa laterale battuta, pallone tra i piedi di Putano che mette la palla in mezzo per la spizzata di testa di Martino che stava per firmare la doppietta personale, ci ha messo una mano Agate. Nel frattempo ancora pallone tra i piedi dell'Aurora Mazzara. Poi palla lunga. Ottimo recupero di Putano che riesce ad agganciare il pallone ma non riesce a tenerlo dentro il campo. Un vero peccato. Aveva sgraffignato il pallone tra i piedi della difesa dell'Aurora Mazzara. Nel frattempo anche D'Amico fa lo stesso. Si riparte nel frattempo da una rimessa dal fondo. Nel frattempo il cronometro continua a scorrere, 43esimo minuto di gioco, ancora 2-0 il risultato al velodromo Paolo Borsellino. Entrambi gol segnati nel primo tempo, per chi si fosse sintonizzato adesso. Qualche piccola protesta, proveniente anche dagli spalti. Nel frattempo si riparte da una punizione battuta dall'Aurora Mazzara. Pallone che arriva dalle parti di Curcuruto, che si appoggia al compagno indietro. Agate poi esce e recupera il pallone. Lotta D'Amico sul pallone, riesce a recuperarlo, si appoggia al numero 4, poi scambio che vede ancora D'Amico protagonista, che mette il pallone in mezzo, ma Agate afferra tra le sue braccia. Altro pallone lungo dell'Aurora Mazzara, allontanato a dovere da Galante. Si riparte dunque da una rimessa laterale in favore dell'Aurora Mazzara. Ancora pallone che rimane lì, tenuto in gioco sulla linea. E poi palla che termina troppo alta. Nulla di particolarmente pericoloso per Adragna. Nel frattempo arriva un altro cambio, sempre per l'Aurora Mazzara.
Ad entrare il 19 Bontempo Justin. Ancora pallone tra i piedi dell'Aurora Mazzara, che deve farsi spazio però tra un muro di maglie nero-rosa che propiziano il lancio verso il numero 7 dell'Athletic, che però non riesce a scattare sulla corsia di destra. Nel frattempo tiro da fuori area per la squadra ospite, che non inquadra lo specchio della porta. Ancora altra palla recuperata dalla squadra ospite. Crossa in mezzo campo. Buona lettura della difesa dell'Athletic, con il numero 3 Brancato che allontana, poi palla che finisce tra le braccia di Adragna, che lancia lungo. Si ripartirà nel frattempo da una rimessa laterale in favore dell'Athletic. Altro pallone recuperato dall'Aurora Mazzara, che può farsi vedere nuovamente davanti. Tentato un altro tiro da fuori area, anche stavolta non viene inquadrato lo specchio della porta. Si dispera la panchina della squadra ospite. Vola un giallo nel frattempo, probabilmente per Adragna, che ha giocato un po' troppo con il cronometro. Rinvio lungo di Adragna. Altro recupero dell'Aurora Mazzara, che in questi ultimi minuti si sta facendo vedere molto presente là davanti. Si guadagna infatti in questo momento un calcio d'angolo. Angolo battuto corto, pallone che va dritto in porta. Adragna che afferra il pallone tra le sue braccia e poi lancia lungo per i compagni. Riesce ad intercettare Somauro, che scatta sulla corsia di destra senza alcun tipo di fallo secondo il direttore di gara. Ancora Somauro. Cambia direzione Somauro, serve il compagno che si ritrova lì e poi ancora pallone tra i piedi dell'Athletic. Stavolta è Martino che prova il tiro, che finisce tra le braccia di Agate. Fallo di mano dell'Athletic. E vola anche un giallo.
attimi di tensione generale. Adesso si potrà riprendere da una punizione in favore dell'Aurora Mazzara, battuta lunga da campo. Ancora palla tra i piedi dell'Aurora Mazzara. Ottimo recupero da parte dell'Athletic. Aveva recuperato un interessante pallone la Vardera. Poi ancora campo a lanciare lungo. Buona lettura difensiva dei Nerorosa, che mandano il pallone in rimessa laterale. Rimessa laterale battuta, attimi concitati nell'area dell'Athletic, che adesso però può ripartire. Pallone tra i piedi del numero 8 Curcuruto, che si fa tutto il campo e poi va per il tiro, che finisce però troppo alto. Grande azione individuale di Curcuruto. Recupera nel frattempo il pallone l'Athletic e poi palla che finisce nuovamente tra i piedi dell'Aurora Mazzara, che sta facendo di tutto per accorciare le distanze. Finisce a terra uno dei giocatori dell'Athletic. Tutta la squadra fa cerchio attorno al compagno. Si rialza Putano, fortunatamente non sembra essere nulla di particolarmente grave. Sicuramente c'è stato un contrasto abbastanza ruvido prima dell'interruzione del gioco. Adesso però il ragazzo sembra in piedi e in grado di ritornare. Nel frattempo arriva il gol che accorcia le distanze per l'Aurora Mazzara. La situazione si fa molto tesa in campo. Nel frattempo, come dicevo, arriva il gol che accorcia le distanze per l'Aurora Mazzara. (2-1) ora il risultato al velodromo Paolo Borsellino, e adesso sì che questi ultimi 15 minuti di gioco, più recupero chiaramente, si fanno molto interessanti. Ancora palla tra i piedi dell'Aurora Mazzara, che adesso che ha accorciato le distanze vorrà sicuramente rimettere definitivamente in parità il gioco. Vengono reclamate delle mani, il direttore di gara però era vicinissimo e dice che è tutto regolare. Anche in questo caso tutto regolare secondo il direttore di gara. Pallone che termina fuori.
Messa laterale battuta all'Athletic. Palla tra i piedi di Martino che prova a farsi spazio. Ci riesce. Ancora Martino. Palla che termina fuori. Sarà rimessa laterale per l'Aurora Mazzara che subito batte. Nel frattempo va a terra e vola un altro giallo. La situazione si sta iniziando a scaldare notevolmente in campo e anche sugli spalti. Palla tra i piedi dell'Aurora Mazzara, poi riesce ad intercettare D'Amico di testa e ferma tutto il direttore di gara. Poi battuta subito la punizione. Ancora D'Amico, recupera il pallone, scambia con il compagno che prova a lanciare lungo, poi va Sciacchitano alla battuta della rimessa laterale. Lancio lungo dell'Aurora Mazzara. Palla tra i piedi di D'Amico che scambia con il compagno. Lotta ancora Martino sul pallone. Altra rimessa laterale per l'Athletic, poi allontanata dalla difesa dell'Aurora Mazzara che può provare a ripartire con un altro lancio lungo. Lascia correre il direttore di gara. Lancia lungo a Dragna. Fischia il direttore di gara. Si ripartirà da una punizione in favore dell'Athletic. Recupera il pallone Tango che tenta il tiro da fuori area. A proposito di Tango, ci eravamo dimenticati di menzionare la sostituzione che ha visto entrare in campo il numero 18 Vincenzo Tango. Ancora Tango che va per servire il numero 7 sulla corsia di destra. Palla ancora tra i piedi di Somauro.
che può servire ai compagni in mezzo, allontana la difesa dell'Aurora Mazzara, che può provare a ripartire adesso. Ci arriva il numero 19 della squadra ospite. Legge bene la difesa dell'Athletic, che prova a lanciare lungo, lancio che però risulta impreciso e termina in rimessa laterale in favore dell'Aurora Mazzara. Altra rimessa laterale per l'Athletic. Svetta di testa l'Aurora Mazzara. Lancio lungo a cercare D'Amico, che lotta sul pallone e commette fallo però. Dopodiché cade anche lui a terra, probabilmente uno scontro doloroso per entrambi. D'Amico aveva provato a calciare verso la porta, calciando un po' in ritardo e colpendo la tibia del difensore della squadra ospite. Nel frattempo si riparte subito da una punizione battuta dall'Aurora Mazzara, che opta subito per il lancio lungo. Si presenta alla corte di Adragna. Rimessa laterale per la squadra ospite, che va a recuperare il pallone dietro il tabellone. Si prepara a battere. Messa laterale battuta. Palla tra i piedi di Campo, che lancia il pallone in mezzo. Adragna smanaccia e permette ai nerorosa di ripartire. Lancio lungo, letto bene dall'Aurora Mazzara, ma attenzione ancora, pallone tra i piedi della squadra nerorosa. Palla che rimane lì e poi si alza la mano del direttore di gara e vola anche il giallo. Doppio giallo ed è rosso, l'Athletic rimane in 10. Espulsione che a questa distanza risulta abbastanza incomprensibile. Da capire se è stato detto qualcosa che ha fatto particolarmente irritare il direttore di gara, però nei fatti l'Athletic rimane in 10 uomini a 5 minuti dal termine della seconda metà di gara, più eventuale recupero. Peserà certamente non poco l'espulsione di Curcuruto. Si riparte dunque dalla punizione in favore dell'Aurora Mazzara. La strada si fa molto in salita per l'Athletic. Tiro che non trova lo specchio della porta, quello del
numero 19 dell'Aurora Mazzara, buon tempo Justin. Continua a scorrere il cronometro, nel frattempo siamo alla metà del 66esimo minuto di gioco. Altro pallone interessante che però viene recuperato dall'Athletic, che deve fare la massima attenzione in questi ultimi minuti di gara. Arriva nel frattempo un cambio in casa Athletic. Ad entrare è il numero 14 Montalto Simone. Ad uscire invece l'autore del gol del 2-0, il numero 9 Martino Michele Pio. Grande prestazione per lui. Nel frattempo pallone in area dell'Athletic, altro brivido. Palla che termina fuori però. Calcio d'angolo per l'Aurora Mazzara. Alzata la mano, pallone che viene sventagliato in mezzo. Poi svetta una testa nero-rosa che allontana, ma poi attenzione al tiro da fuori area che finisce tra le braccia di Adragna. Che poi lancia lungo. A breve sapremo quanti saranno i minuti di recupero dati dal direttore di gara. Nel frattempo pallone che esce fuori. Va D'Amico alla battuta. Buona lettura di Galante che lancia in avanti per i compagni. Palla ora tra i piedi dell'Aurora Mazzara. Lancio lungo a cercare il numero 19. E poi pallone allontanato in rimessa laterale da D'Amico. Altissima la tensione in questi ultimi minuti di gara. L'arbitro dichiara che ci saranno 5 minuti di recupero. Nel frattempo lancia lungo Adragna. Pallone recuperato dall'Athletic, dà vantaggio il direttore di gara. Pallone lanciato lungo a cercare Somauro, ci arriva però prima Agate, ma ancora Somauro a lottare sul pallone. Altra palla recuperata dall'Athletic. Va verso Somauro che continua a lottare su ogni pallone ricevuto. Ancora Somauro. Lancia lungo Brancato.
frattempo Agate è costretto ad afferrare il pallone con le braccia. Palla tra i piedi dell'Aurora Mazzara che opta per il lancio lungo. Si ripartirà da una rimessa dal fondo per l'Athletic che viene lanciata lunga da Dragna. Ancora palla però tra i piedi dell'Aurora Mazzara che prova un ulteriore affondo. Poi ottima lettura difensiva da parte del numero 2 Galante. Si ripartirà da una punizione per l'Athletic, lanciata lunga. Nel frattempo va per chiudersi anche il terzo minuto di recupero del match. Arriva una punizione in una zona molto interessante per l'Aurora Mazzara. Una punizione che potrebbe veramente decidere l'esito del match. Si prepara la battuta di una punizione veramente decisiva, l'Aurora Mazzara. Nel frattempo ci si avvicina al 74esimo minuto di gioco, quarto minuto di recupero. Dà il via al direttore di gara, punizione battuta, riesce ad agganciarla con le mani a Dragna, che adesso con tutto il tempo a sua disposizione tiene il pallone tra le sue braccia e poi lo allontana. Arriva il triplice fischio e vince l'Athletic Club Palermo con il risultato finale di 2-1. Le reti del numero 9 Martino e del numero 10 Putano, realizzate nel primo tempo, valgono i 3 punti alla squadra di casa.